Prefetto, lei va via, con quale spirito lascia la nostra città e cosa porterà in ricordo a livello di esperienza ovviamente lavorativa ma anche umana? Sì, posso dire con un doppio spirito appunto. Da un lato le nuove avventure sono sempre affascinanti, in aggiunta a ciò mi hanno destinato a una provincia molto bella, molto ricca, una sede che di solito è molto ambita fra i colleghi perché ci si sta bene, tuttavia il cuore è il cuore, quindi lascio ad Agrigento veramente tantissimi affetti e lascio anche qualche progetto che avrei voluto poter completare, ma sono felice di averne completato fra i più importanti. Però voglio citare i più banali, perché i più importanti sono quelli per la popolazione, le cose che abbiamo fatto quest'estate, per la siccità, per i migranti. Mi piace citare qualcuno un po' più leggero per non dare a questa mia risposta un tono nostalgico, come tutti salutiamo, e sono la decorazione artistica dell'hotspot, perché vorremmo che chi arriva in Italia, a prescindere se poi dovremo gestire anche con la dovuta severità certe posizioni, però chi arriva in Italia non senta di arrivare in un posto incivile, in un posto come dire grigio, come grigie sono normalmente le pareti dei prefabbricati. E quindi in questo ringrazio la Fondazione Cultural Farm che del tutto gratuitamente ci ha messo a disposizione i propri artisti. E la seconda cosa leggera che voglio citare è il rinnovo totale del Palazzo del Governo, che vedrete fra qualche giorno. Stiamo aspettando davvero gli ultimi ritocchi, che diventa una galleria d'arte che sarà aperta in prima applicazione per un mese da Natale, diciamo a metà gennaio, e che poi prevederà, ma dovrà pensarci il mio collega ovviamente a organizzare questo servizio, dei giorni di apertura al pubblico regolari, in modo da consentire alla cittadinanza di reimpossessarsi del proprio Palazzo del Governo. Comunque la siccità è stato il campo di battaglia ovviamente, un periodo molto duro, molto tosto, che si sta anche, questo sarà un ricordo insomma forte, no? Beh, questi sono ricordi diciamo non fra più piacevoli ovviamente, certo. Perché vede, la siccità è brutta per tutti, quando ci si sente addosso anche una responsabilità alla quale peraltro si può rispondere fino a un certo punto, perché voi sapete che non sono i prefetti che danno acqua, certo. I prefetti non si chiamano società di erogazione idrica, fanno altro, devono cercare di intervenire in casi di emergenza anche per sollecitare le autorità competenti. Ci abbiamo provato, ci siamo riusciti in parte, per il resto adesso la palla passa ad altri, soprattutto agli organi territoriali e alla regione in particolare. So che il capo della protezione civile Cocina sta facendo un egregio lavoro, speriamo anche che il cielo ci aiuti, vorrei dire in questo caso, perché la siccità si può risolvere in emergenza con i dissalatori, ma a lungo termine ovviamente il clima che ci auguriamo ci dia una mano. Prefetto, già sono arrivati le prime attestazioni di stima da parte di diversi sindaci dei comuni agrigentini per il suo impegno che ha avuto in particolare verso il territorio. Guardi, non può che fare piacere l'attestazione di stima, anche se qualche volta magari imbarazza per chi non sa mai cosa rispondere davanti a un complimento. Che devo dirle, però è un dovere, cioè l'attenzione, i sindaci sono anche ufficiali di governo, in un certo senso sono i più stretti limitrofi diciamo del prefetto, quindi è un dovere che secondo me, a cui secondo me nessun prefetto si può sottrarre, e sono felice di poter dire che il mio successore come me ha una forte sensibilità su questo, perché è stato anche lui commissario in tanti comuni. Sì. L'esperienza commissariale aiuta a toccare con mano quanto sia difficile oggi gestire una comunità locale. Quindi ogni tanto i sindaci sbagliano, ogni tanto qualche sindaco sbaglia, un po' troppo, però la maggior parte di loro sono persone che comunque, magari mosse all'inizio dalla voglia di far politica, di diventare importanti per la comunità, di diventare famosi, però poi si trovano ad affrontare dei lavori veramente improbi, soprattutto al sud, quando i bilanci non quadrano mai, i dipendenti sono pochi e i problemi sono tantissimi. Eccellenza, quale progetto avrebbe voluto portare a compimento? Beh, diversi. Facciamo così, non voglio fare grandi discorsi perché poi ci rivedremo per un bilancio finale. Certo. Le cito anche qui una cosa banale, mi piace citare una cosa banale. Stiamo organizzando tante cose col CRAL dei dipendenti della provincia, perché il progetto che in parte si è portato in realtà a compimento ma che vorrei continuasse è quello di creare un forte clima di squadra fra i nostri collaboratori. E attenzione, non parlo di squadra come ne parlano tanti capi, facciamo squadra, poi vogliono che tutti gli obbediscano, non è questo il punto. A me piaceva tanto uscire con loro quando l'abbiamo fatto per le uscite così da diporto che si sono organizzate col CRAL, e vederli allegri, vederli scherzare, vedersi amorevolmente, amichevolmente prendere in giro anche persone che magari avevano in passato litigato, come capita in tutti gli uffici.
L'ultimo di questi progetti era, e forse sarà, perché no, il CRAL continua a esistere, e ripeto, il collega Salvo Cacca è una persona splendida, era quello di un cineforum organizzato grazie alla cortesia dei proprietari dei cinema agrigentini, del signor Lupo in particolare, un cineforum sui temi della pubblica amministrazione, proiettando film come Indagine di Elio Petri, come Giorno della Civetta ovviamente, il prefetto di ferro di Florenzano Mancini, giusto per prenderci anche un po' in giro, perché ci sta. E insomma, questo era forse il progettino che mi sarebbe piaciuto completare.